Esattamente 241 giorni dall'ultima partita disputata qui al Palazzetto dello Sport di Montebello. Era il 15 febbraio 2020, appena prima del blocco, prima di annullare definitivamente l'annata hockeyistica 2019-2020. Era il derby Montebello-Valdagno ed è proprio da Montebello-Valdagno che ripartiamo. Benvenuti amici telespettatori, appassionati di hockey su pista, collegati sui canali MS Channel, canale 814 di Sky ed MS Sport 675 del digitale terrestre, oltre che sulla piattaforma streaming di First TV. Alla voce Simone Carraro e Stefano Zamperin, buonasera. Regia di Marco Silvestri e Marcello Bulgarelli. Una stagione nuova, squadre completamente rivoluzionate, a partire dalle guide tecniche. Al Montebello subentra il nuovo tecnico Luca Chiarello, che prende il posto di Mirko De Gerone. Per il Valdagno Diego Mir dal Breganze, che prende il posto di Juan Oviedo. Sì, sono, come detto te, due cambi molto importanti, perché entrambe le squadre hanno potuto affrontare un problema, oltre al Covid ovviamente, in primavera e estate. Dopo il blocco il Montebello non riusciva a segnare e il Valdagno sono stati due grandi giocatori come Gimenez e Torner, e quindi si sono dovute reinventare le formazioni. Montebello ha acquistato 3 giocatori, no Simone? Sì. Nuno Paiva dal Portogallo, lo spagnolo Migueles e l'italianissimo Materano Tattarani. Qui vediamo la formazione. Eccola qua la formazione, con il numero 1 tra i pali Eddie Nicoletti, con il 4 Carlo Bertinato, con l'11 dal vivaio Simone Bolla, con il 6 il neocapitano Juan Farizza, con il numero 7 direttamente da Barcellona Antonio Miguelez, con il numero 2 dal Sandrigo Diego Nicoletti, con il 27 Simone Perretto, con il numero 8 Massimo Tattarani, con il 10 sempre tra i pali Giovanni Bovo e con il numero 5 Nuno Paiva, allenatore Luca Chiarello. E proprio vediamo, questi sono i giocatori del Montebello. Tra poco sentiremo anche l'allenatore Luca Chiarello, che abbiamo sentito poco fa. Luca Chiarello, allenatore del TR Chimica Montebello. Prima, anche per voi qui in Serie 1 di campionato di hockey su pista, quali sono le tue aspettative per questa sera? Buonasera a tutti. Beh, diciamo che la prima partita è sempre difficile per tutti quanti. Noi giochiamo in casa, quindi non possiamo lasciarci sfuggire l'occasione di fare un risultato positivo. L'anno scorso la sua stagione, il problema del Montebello era l'attacco. Avete preso 3 giocatori che sono pesanti in attacco, in cui siano tanti gol. E la vostra aspettativa è quello di aumentare il posto preso in attacco? Sì, sicuramente. L'anno scorso c'erano dei problemi, quest'anno abbiamo cercato di andare alla ricerca di un giocatore come Tattarani, che l'anno scorso era capocannoniere quando ci siamo fermati, quindi niente, c'è solo da sperare. Per te hai anche allenato la prima squadra femminile, hai vinto lo scudetto. Cosa vuol dire passare da un ambito femminile a quello maschile? No, beh, un momento, io avevo già allenato in A1 anni fa, la femminile è stata una parentesi che sono stato molto contento, soddisfatto, però ripeto, erano le ragazze che erano veramente forti nella mia squadra, per quello abbiamo vinto. Non penso che io ho fatto il minimo. Grazie, in bocca al lupo Luca. Qui nella sala stampa del Palasport di Montebello. Ora parliamo del Valdagno, un Valdagno, come dicevamo Simone, che ha cambiato, ha lasciato ad altri lidi Gimenez in Portogallo e Torner all'Odi, e si è preso 2 giocatori molto interessanti da capire e da scoprire: Sillero dall'Argentina e Mir dalla Spagna. Sì, sicuramente Stefano è una squadra rivoluzionata. Questi i 10 allenati da Diego Mir, con il numero 1 tra i pali Filippo Fongaro, con il 3 Andrea Brendolin, con il numero 7 Gaston De Oro, con il numero 8 Davide Piroli, acquistato appunto da Bassano, con il numero 10 riconfermato tra i pali Bruno Sgaria, con il 21 Alessandro Burtini, con il 22 Andrea Centeno, con il 29 Mattia Cocco, il capitano, con il numero 77 Mattia Sillero e con il numero 88 Manuel Mir, figlio dell'allenatore Diego. Esatto. Sicuramente Manuel Mir è uno di quei talenti, ovviamente nato nella cantera
dell'Alcoy nella comunità valenziana, però diciamo che è esploso qui a Breganze l'anno scorso con la vittoria dello scudetto di categoria. È ancora giovane, 17 anni, però anche lui come Sillero è sicuramente uno dei giocatori che siamo curiosi di vedere. Però vediamo prima l'intervista, prima di parlare ancora del Valdagno, vediamo l'intervista vediamo i quintetti iniziali della partita. Sì, questi sono appunto i quintetti scelti dai due tecnici. Per il Montebello, tra i pali, il giovane Giovanni Bovo, appunto l'esordio in Serie 1 per Giovanni, con il numero 2 Diego Nicoletti e Juan Farizza a difendere appunto la porta di Bovo. In attacco Miguelez e Massimo Tattarani. Per il Valdagno, tra i pali, riconfermatissimo Bruno Scaria, Mattia Cocco, Gaston De Oro, Andrea Centeno e Andrea Brendolin. Andiamo quindi a sentire subito il coach Diego Mir, che cosa ci ha detto prima. Diego Mir, allenatore della Y Sport Valdagno, un nuovo progetto il tuo qui a Valdagno, appunto, una squadra nuova, però sempre votata all'attacco. Sì, una squadra nuova, ma la mia filosofia di capire l'hockey, no? E quindi, bene, penso che stiamo in un punto dove a livello generale abbiamo iniziato a capire un po' il funzionamento tattico. Va bene, arriviamo in un momento interessante, ancora con tanto spazio per la migliora. Hai visto l'inizio del campionato è stato molto incerto, anche qualche risultato clamoroso. Con la squadra nuova hai paura di magari scivolare qui a Montebello? Io penso che il campionato sarà un po' la stessa tonita della stagione scorsa, no? Dove la igualdà è stato presente sempre in ogni giornata. Sempre difficile giocare fuori da casa e fare punti, sempre difficile. Nessuna squadra non è pronta per essere competitiva in questa liga. Vediamo, alla fine con il tempo ognuno troverà il suo posto e vediamo dove siamo noi e dove stanno gli altri. Grazie mille, in bocca al lupo Diego. Crepi, grazie. Appunto il posticipo del mercoledì sera tra Montebello e Valdagno della prima giornata di campionato. Nel sabato sera appunto di prima giornata di campionato abbiamo visto, Stefano, che ci sono stati risultati abbastanza scontati, come la vittoria dell'Ubroca Bassano sul Breganze per 4-1. Più eclatante invece il risultato tra la neopromossa Lady Fox Grosseto contro il Galileo Follonica, che vince per 4-3. Abbastanza eclatante anche che il Sarzana si impone per 3-1 sui campioni del Forte dei Marmi. Per il Lodi è stata una partita abbastanza appunto scontata, che ha vinto 4-1 sul campo del Sandrigo, 9-3 per il Trissino contro il Monza, la BDL Correggio con il Roller Hockey Scandiano 4-4, e vedremo appunto stasera il posticipo tra TR Chimica Montebello e Y Sport Valdagno. La classifica appunto dopo una sola giornata di campionato vede Trissino, Lodi, Bassano, Sarzana e Grosseto a 3 punti, BDL Correggio e Roller Hockey Scandiano a 1 punto, tutte le altre a 0 punti, ricordando appunto che Montebello e Valdagno una partita in meno. Ecco la presentazione delle due squadre: in maglia bianco-rossa il Montebello e in maglia inedita giallo-blu per oro-blu quella del Y Sport Valdagno. Ovviamente le squadre non si salutano, perché con le nuove disposizioni di Covid le squadre non si salutano, però in questo momento le squadre si stanno accerchiando intorno al centrocampo, che si osserverà un minuto di silenzio per la scomparsa durante il lockdown di due importanti arbitri che hanno segnato la storia di questo sport: Giovanni Imparato da Giovinazzo e Antonio Luisi da Pordenone, due arbitri che hanno solcato tutte le piste e hanno lasciato un grande ricordo, e quindi osserviamo anche noi un minuto di silenzio alla memoria di questi due grandi arbitri italiani.
Ecco il ricordo dei due arbitri. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro invece saranno l'internazionale Luca Moli di Viareggio, il bassanese Cristiano Parolin e al tavolo Paolo Capitanio. Tutto è pronto, abbiamo ricordato prima i quintetti: De Oro, Centeno, Cocco e Brendolin in casa Valdagno, come ricordavo, in tenuta giallo-blu, e in tenuta biancorossa Migueles, Tatarani, Nicoletti e Farisa. In porta, come hai detto te, Bovo all'esordio, ha giocato in Serie A2, d'altra parte Bruno Sgari, anche lui 22 anni, uno 20 anni, l'altro 22, insomma linea verde in porta. Tutto pronto, Simone? Sì, per il Valdagno, come dicevi tu, niente novità per ora in pista, perché il quintetto è lo stesso dell'anno scorso, mentre per Montebello sono tutti nuovi, a parte il capitano Juan Fariza. Possesso palla per il Valdagno con il numero 3 Brendolin, che scarica indietro per Andrés Sentero, che a sua volta scarica per il capitano Mattia Cocco. Ancora Cocco prova il tiro, niente da impensierire per Giovanni Bovo, che con Montebello che recupera palla con Tatarani ancora, il numero 8 Matarano. Ovviamente occhi puntati su Tatarani e l'ex di turno, sì, non solo lui, anche Diego Nicoletti, però insomma è da lui che passeranno praticamente quasi tutte le azioni. Vediamo già a destra lui in centro area disturbato a Mattia Cocco, uno storico sconto per l'occhio italiano. Sì, tanti gli ex di questa sfida, appunto Fariza, Tatarani e Nicoletti, sono stati dei pilastri per Valdagno, e quindi sicuramente una partita del cuore anche per loro. Ancora possesso Valdagno con Andrea Brendolin, che scarica per Mattia Cocco. Ancora Brendolin dietro per il Tonci De Oro, Andrea Centeno gira palla Valdagno, ancora Andrea Brendolin, prova il tiro murato da Massimo Tatarani, palla ancora in possesso di Valdagno, ancora Brendolin con il numero 3. Qua c'è spazio per il tiro, decide di scaricare dietro per De Oro. Qua vediamo Miguelez che prova a pressare alto il numero 7, e scadono i 5 secondi di non gioco, quindi pallina nuovamente tra le stecche del Montebello. Sì, per ora insomma le due squadre si stanno studiando, diciamo che c'è anche un po' di emozione a ritornare a giocare dopo 7 mesi, e quindi ovviamente ci sarà anche un po' di timore anche nel pattinare o cambiare direzione, perché insomma sì, ci sono stati dei tornei per campionato, però insomma il campionato quando inizia sono punti pesanti che vengono giocati ogni partita. Vediamo ora Nicoletti. Diego Nicoletti è uno dei motori ovviamente di questo Montebello, il TR Chimica. Vediamo che serve Fariza. Tatarani ancora ci prova Fariza dietro la porta, ma c'è un errore, un fallo tecnico, e quindi del portiere che ha toccato la pallina. Sì, qui aveva provato Juan Fariza ad alzare e schiacciare la pallina, è stato interrotto dalla stecca di Bruno Sgaria. Pallina dunque in possesso dei biancorossi del Montebello. Tatarani scarica indietro per Cino Miguel ex Barcellona. Attenzione, prova il tiro qui Juan Fariza murato, riparte subito Valdagno con Centeno che scarica per Brendolin. Ancora il numero 3 valdagnese, prova Andrea Brendolin, scarica indietro per Mattia Cocco. Vediamo un pressing abbastanza alto in questi primi minuti del Montebello, Stefano. Sì, perché ovviamente c'è paura dei tagli di Centeno in area. Tiro di Nicoletti da distanza, palo, grandissimo il tiro qui che recupera palla benissimo Diego Nicoletti, prova a tirare e prende il palo dalla porta difesa da Bruno Sgaria. Ancora Montebello, qui c'è nuovamente fallo fiscato ai danni di Bruno Sgaria, che intercetta la pallina, e ricordiamo che appunto il portiere non può fermare la pallina quando è in possesso la squadra avversaria. Pallina ancora per Valdagno con il numero 3 Andrea Brendolin per Mattia Cocco. Mattia Cocco scarica per il numero 7 Tonci De Oro. Ancora il Tonci, pressato altissimo da Cino Miguelez. Andrea Centeno, Centrale dietro porta, prova in mezzo per Mattia Cocco che impatta bene pallina. Giovanni Bovo non si fa impensierire, riparte subito Montebello 3 contro 2. Attenzione, Massimo Tatarani per Juan Fariza prova in mezzo, e qui c'era un pattino forse a mio avviso involontario, quindi nessun pericolo. Riparte subito Valdagno, continui cambi di fronte in queste frazioni. Stefano, ancora Montebello con Tatarani che scivola, e qui c'è fallo.
Sì, abbiamo visto due azioni piuttosto simili, un dai e vai da una parte e dall'altra, in entrambe le occasioni prima Bovo in qualche modo è riuscito a deviare, nell'altra c'è stata questa deviazione un po' fortuita sia del difensore ma anche forse dell'attaccante, che insomma vediamo qualche errore di troppo ovviamente, come dicevamo non possiamo pretendere di più dopo 7 mesi di non gioco, di non ritmo partita, e quindi è sempre bello comunque vedere l'hockey. Simone, dopo tanti mesi dovevamo appunto avere una diretta il 25 febbraio e invece è stato il lockdown e la chiusura dei palazzetti 3 giorni prima, quindi è bello ritornare qui a Montebello. La partita si sta sviluppando, diciamo, più emotiva in questo momento, con suriate di Tonci di Oro da una parte e di Diego Nicoletti dall'altra, ce l'aspettavamo. Riparte subito Guanfarisa, attenzione Guanfarisa contro Centeno, Guanfarisa, e qui c'è un fallo di squadra fischiato dal direttore Luca Molli, appena fuori area. Vediamo, punizione appunto per Montebello, alla battuta Guanfarisa e Diego Nicoletti. Ovviamente Massimo Tatarani a disturbare l'area, va al tiro Diego Nicoletti che si fa murare dalla difesa biancoceleste. Dunque ancora Valdagno con Mattia Cocco, marcato strettissimo da Tatarani, mette in mezzo una pallina che Brandolin ci arriva ma va fuori. Ancora Montebello con Guanfarisa, Tatarani ha spazio per il tiro, qui forse Tatarani poteva tentare anche il tiro, aveva spazio Stefano. Sì, troppo altruista, c'era Diego Nicoletti sulla destra libero, però non è riuscito ad appionare la pallina. Vediamo ora il Montebello che cerca di fissare lui il ritmo della partita dopo le suriate che abbiamo visto, la bellissima scambio veloce con Cocco e De Oro, una spizzata che quasi non va in gol, tiro fuori misura qua di Migueles. Mi sembra di vedere Montebello dell'anno scorso con i tiri da lontano. Simone, speriamo che non sia un altro di quei problemi che avevamo visto l'anno scorso. Noi parliamo sempre dell'anno scorso, ma erano 7 mesi fa, dal Montebello, che era sicuramente una delle migliori difese del campionato, era la settima del campionato, poi in attacco era la peggiore. Era peggiore, infatti era ultimo posto prima, proprio al 22 febbraio era l'ultimo posto, e quindi a rischio retrocessione. Ovviamente c'erano anche i play-out, mentre il Valdagno invece ha fatto, a parte da Leone, la parte d'attacco, perché aveva Jimenez che era uno dei capocannonieri della formazione, ma c'era anche Torner. Loro due insieme hanno fatto un terzo dei gol del Valdagno, quindi sarà anche interessante. Qua abbiamo visto una bellissima azione intanto del Montebello, anche ancora un dai e vai veloce. Sì, Montebello, come dicevi, ha sofferto molto l'attacco quest'anno. Con l'acquisto di Massimo Tatarani almeno sulla carta si è garantito un goleador, visto le 33 reti dell'anno scorso, appena dietro a Federico Ambrosio. Ricordiamo Massimo Tatarani comunque è un classe 78, bella età di 42 anni, però è ancora un attaccante che veramente fa veramente paura a tutti i difensori. Montebello ancora in attacco con il giro palla con Cino Migueles che scambia per Guanfarisa, il neocapitano del Montebello. Ancora Montebello con Farisa, qui è pressato da Mattia Cocco. Diego Nicoletti ha spazio per il tiro, prova il tiro Diego Nicoletti, ancora palo, secondo palo consecutivo per Diego Nicoletti. Sì, questo tiro da lontano preciso, perché Nicoletti ci ha abituato a questi gol dalla distanza, però Gari era lì nella traiettoria. Ancora Diego Nicoletti che si sta imponendo col ritmo. Attenzione, 2 contro 2 Guanfarisa spazio, Guanfarisa, attenzione in area che c'è Massimo Tatarani, il furetto dell'area, scarica indietro per Diego Nicoletti che qua tenta un tiro ma viene subito murato, quindi scarica indietro per Cino Migueles che ha spazio. Cino Migueles prova, un po' troppo telefonato questo giro porta di Migueles, che arriva dal Barcellona, seconda squadra di Barcellona, 23 anni. Ci si aspetta tanto da lui, io mi ricordo quando era ragazzino nelle nazionali ed era un bel furetto. Ora si è un po' indetteggiato, la sua figura è un po' indetteggiata, però insomma c'è bisogno anche il Montebello di queste azioni anche per allentare la mossa difensiva. Riparte Montebello con Cino Migueles appunto. Qui Andrea Brandolin ruba benissimo palla a Cino che qua non ci arriva Andrea Centeno, quindi riparte subito a Montebello con Farisa che adesso può aggiustare pallina.
Sottolineo l'intervento di Andrea Berdolin, nasce attaccante da sempre, capocannoniere dei campionati veneti per 6 anni, ora si è messo a disposizione della squadra in difesa già l'anno scorso. La sua stagione con Oviedo aveva cambiato la sua posizione, ma oggi parte da dietro, però ora sta impostando l'azione. A mio avviso Stefano è un giocatore che nell'ultimo anno a Valdagno è maturato tantissimo. Negli ultimi anni l'abbiamo visto nel campionato di A1 con le maglie del Tiene, con la maglia del Sandrigo, ma dopo il suo passaggio appunto a Valdagno, la passata stagione, stiamo vedendo che sta diventando appunto un pilastro e un fulcro della Serie A1. Esatto, e vederlo oggi nel quintetto iniziale è già una grande novità. C'è stato il blocco irregolare in attacco di Centeno su Farizza, c'è il fallo di squadra numero 2 per Valdagno, 0 per Montebello. Time out richiesto dal squadra giallo-blu. Normalmente lo vediamo bianco-blu, però bianco-celeste, ora lo vediamo giallo-blu. Con la nuova società, con il nuovo sponsor Y Sport Valdagno. Qui vediamo Diego Mira al centro, l'allenatore argentino ma trapiantato in Spagna già da diversi anni, e poi l'esperienza di Breganze la scorsa stagione, le ultime due scorse stagioni, con la vittoria anche della Coppa Italia a Trissino, e poi l'avventura ora con Valdagno, un progetto che già nell'inverno scorso si poteva intuire, però insomma vedremo come si comporterà. Vediamo l'azione più importante di questa prima fase del primo tempo, i primi 8 minuti, il palo clamoroso di Diego Nicoletti. Sì, abbiamo visto qui Valdagno ha lasciato un po' di spazio al tiro Nicoletti, che come ben sappiamo i suoi tiri della distanza possono veramente far male, quindi una cosa che Valdagno deve stare più attento a non permettere il tiro a Diego Nicoletti, che appunto dopo 10 minuti di gioco già ben 2 volte è riuscito a superare Bruno Sgari, a colpire solo il palo, a impedirgli il gol. Sì, quello che cerco di appuntare al Montebello, che ha fatto 2 tiri dalla distanza, ma c'è bisogno dell'entrata in area come adesso in questo momento ancora Tatarani lì in centro area, c'è quasi la boa per poi servire vicino Migueles a fianco. Vedremo come si svilupperà, sono molto curioso. Mentre dall'altra parte non abbiamo ancora visto un Valdagno molto attivo in fase di attacco, abbiamo visto lo scambio veloce con De Oro, ma De Oro nasce attaccante, ma è un po' anche lui un hockey total, in questo hockey 2.0. Ora vediamo Farizza. Ancora Montebello avanti con Tatarani che prova la girata, si fa rubar palle da Andrea Centeno, 1 contro 1, Andrea Centeno contro Cino Migueles. Qui Migueles porta via l'uomo in maniera maestrale, quindi ancora Montebello con Massimo Tatarani che scarica indietro per Diego Nicoletti, i due che si ritrovano a Montebello, ma sono moltissime le squadre che hanno visto giocare insieme Diego Nicoletti e Massimo Tatarani. Farizza in mezzo per Diego Nicoletti, bello lo scambio. Era bella l'idea di un triangolo veloce, proprio attento De Oro, che insomma dai suoi 33 anni insomma ha bloccato il difensore in questo caso, col vizio del gol si direbbe nel calcio. Però c'è un tiro indiretto dall'altra parte della pista, Migueles si lamenta con l'arbitro. Ricordiamo che i giocatori possono interloquire con l'arbitro solo a distanza di 1,5 metri. Se dovessero avvicinarsi potrebbe scattare prima la munizione verbale, quasi un cartellino giallo, e poi il cartellino blu per proteste, ma comunque per il protocollo parla chiaro, quindi sarà occhio attento degli arbitri, sanzionare anche queste situazioni al limite, diciamo. Pallina in possesso della squadra ospite del Valdagno con Andrea Brandolin, passato ancora dal numero 7 Cino Migueles, scarica indietro per Tonci De Oro, che a sua volta scarica il neoentrato Andrea Piroli, che entra al posto del capitano Mattia Cocco. Piroli per Andrea Brandolin, ancora Valdagno che fa fatica a entrare in area, ancora Valdagno con Brandolin. Attenzione, diciamo perché stanno scadendo i 10. Simone, l'impostazione del Montebello sembra proprio quella della scorsa stagione, in difesa molto chiusa, quasi proprio una marcatura stretta con Farizza che è supportato da un Diego Nicoletti che anche lui insomma
sa fare queste cose qua, e quindi fatica il Valdagno perché manca anche un giocatore che si liberi, e questo è un problema del Valdagno. C'è Brendolini avanti, vediamo se cambierà qualcosa. Sì, Montebello sta puntando appunto su una chiusura in difesa e una ripartenza contropiede. Adesso vediamo qui Cino Michele, c'è spazio per Tattarani, prova il tiro, Sgaria dice ancora di no, il numero 8 Matarano, e riparte subito Valdagno, 3 contro 2, Piroli, pallina che viene sporcata dal pattino di Diego Nicoletti, e pallina ancora per Montebello con Juan Fariza che si porta avanti per Cino Michele, c'è spazio per Montebello, Cino Michele va dietro porta, dalla porta difesa da Bruno Sgaria, ancora Cino Michele che a sua volta scarica il numero 2 Diego Nicoletti per Juan Fariza. Sì, è uscito Cocco ed è entrato Piroli. un difensore Pirolico, anche lui col vizio del gol, e ha portato avanti Brendolini. Questo era il senso tecnico dell'intervento precedente. E vedo che si sta preparando anche all'esordio nel nostro campionato il neo acquisto Mattias Sillero, giovane classe 99 appunto dell'Argentina, che ha osservato la quarantena, esatto, è arrivato in lui ritardo, è arrivato a fine settembre, è arrivato i 14 giorni classici. Sentivo appunto i commenti dai tifosi del Valdagno che non è ancora al top il numero 77 perché appunto ha dovuto fare la quarantena dopo appunto un ritardo dell'arrivo in Italia. Attenzione qua, bella l'occasione per Juan Fariza che falsa la pallina e la schiaccia contro, e qui c'è il gol di Davide Piroli, scusate, che sblocca il risultato a 13:36 dal termine del primo tempo. Uno scambio 2 contro 1 tra Centeno e Piroli. Rivediamo, qui recupera palla De Oro, scusate, Brendolin che scarica per Piroli che a porta semivuota non fa fatica a buttare dentro la pallina, quindi 1-0 per gli ospiti del Valdagno. È rimasta sorpresa la difesa del Montebello in questo frangente, il primo vero attacco del Valdagno, noto a segno con Brendolin che ha raccolto questa pallina servita da De Oro, e poi al centro ha trovato Piroli che, come detto, è un difensore al vizio del gol, e ha centrato la porta, che perché Bovo era leggermente fuori dallo specchio della porta. Quindi... Sì, Bovo qui si è, diciamo, preoccupato troppo di Brendolin che a sua volta ha scaricato per Piroli ed era abbastanza fuori dai pali. Dunque 1-0 per Valdagno, la sblocca il numero 8 Davide Piroli. È entrato anche il numero 67 Matteo Sigliero, 21 anni, come hai detto te Simone. Molta curiosità perché vogliamo vedere all'opera questo ragazzo che per lo più è sconosciuto, quindi vedremo. Fariza aveva sfiorato il gol poco fa con un'alzata schiacciata in un simil contropiede, 1 contro 2 diciamo col difensore, non è andata a segno, era stata una grande occasione per Montebello, poi si è fatta sorprendere da questa ripartenza. Tattarani era leggermente in ritardo, peccato perché fino adesso il Montebello era ottimo in fase difensiva. Sì, come si suol dire, gol sbagliato, gol subito. Ancora Valdagno in possesso di pallina con Piroli che scarica per il neoentrato Mattias Sillero con il numero 77 che a sua volta scarica in mezzo per Andrea Centeno. Bella leggerata di Centeno che finisce poco al lato, recupera Cino Micheles per il Montebello che va con Diego Nicoletti qui a spazio, scarica per Massimo Tattarani, sbaglia il passato da Tattarani, ancora Valdagno, Tonci De Oro, bello qui l'intervento di Giovanni Bovo che soffia pallina da Tonci De Oro. Grande quindi... coraggio nell'uscita, beccato proprio la pallina perché bastava un gancio e entrava in rete. Esatto. Un altro errore di Diego Nicoletti, in pochi secondi. Che recupera subito bene comunque Diego Nicoletti, pallina ancora in possesso di biancorossi di casa. Chiama il time out infatti Luca Chiarello perché insomma è un po' in difficoltà ora il Montebello, questa nuova pressione in questo caso di Centeno in attacco, che ha rubato queste 2 palline poco fa, ha rischiato di fare già il 2-0. Prende spazio qui Juan Fariza che viene, accelera e prova in mezzo per Massimo Tattarani che non riesce a impattare per bene la pallina ancora a Montebello, e qui c'è un fallo di squadra fischiati a danni i punti del Montebello e la partita viene interrotta dal time out chiamato da Luca Chiarello, tecnico del Montebello. I falli, 1 per Montebello appena segnato dall'arbitro Molli e 3 per Valdagno. Diciamo che insomma Diego Mirci è abituato anche l'anno scorso a fare subito i 2 cambi e dopo pochi minuti, infatti siamo a metà del primo tempo, ha fatto già 2 cambi, quindi
mentre ora vediamo Luca Chiarello al centro, vediamo le azioni di questo primo tempo con il gol, con l'ottimo assist di Brendolin, e come detto si era stato leggermente in attacco, siccome è un giocatore molto veloce, ha un ottimo scatto, ha servito poi Piroli, ma Sì, abbiamo visto l'idea qui. era di De Oro che aveva soffiato la pallina. E In questo qui caso vediamo- Centeno ruba la pallina a Diego Nicoletti, poi Bovo esce con grande coraggio e con grande intelligenza, perché era già pronto al gancio De Oro in quell'occasione. Sì, palline un po' buttate anche per il Montebello, che in un paio di occasioni ha tentato il tiro, però sono stati entrambi murati dai Parastinchi del Valdagno, e palline che appunto rischi di dare un contropiede, e come abbiamo visto è arrivato il gol di Davide Piroli. Qui vediamo Mattia Sigliero inquadrato, intanto due cambi in casa Montebello, con l'entrata di Nuno Paiva, portoghese, e se non sbaglio anche, no, solo uno solo, è proprio Nuno Paiva il nuovo ingresso. Nuno Paiva, ricordiamo, è un classe 94, scuola Porto, l'ultima stagione capocannoniere dell'Hockey Plata della Serie 2 spagnola con la maglia del CDM La Corugna. Ancora Valdagno con il rientro in campo di Mattia Cocco, che scarica, e qua porta via bene pallina Diego Nicoletti, può ripartire con Nuno Paiva che rallenta il gioco, aspetta i suoi, scarica indietro per il numero 7 Cino Miguelez, prende spazio Cino Miguelez, ancora il numero 7 che scarica per Nuno Paiva, il nuovo entrato che qui prova il tiro, niente da fare, questi tiri non possono di certo impensierire Bruno Sgaria. Ricordiamo Bruno Sgaria classe 98, ma di certo un portiere già ben maturo nel nostro campionato e sicuramente un prospetto per la nazionale italiana. Nuno Paiva qui riesce ad andare via bene da Sillero, però la pallina finisce a lato. Ancora Montebello con Nuno Paiva che prova in mezzo per Massimo Tattarani, non ci arriva il numero 8 biancorosso. Sì, cercano tutti i Tattarani, ma è ben bloccato dalla difesa valdagnese. Ora parte in fondo Tattarani per cercare la sortita interna, niente da fare. In questo caso però Nuno Paiva arpina la pallina e la rispedisce al compagno. Un Montebello dinamico, però manca la precisione nell'ultimo passaggio. Sì, sicuramente Massimo Tattarani è considerato l'uomo più pericoloso e pertanto vediamo come in questa occasione viene marcato strettissimo. Recupera Valdagno con Piroli, autore della rete biancoceleste. Ancora Valdagno, scarica indietro per Andrea Centeno, scambia con Piroli. Mattia Cocco, Centeno, qui ha spazio per il tiro, decide di scaricare per l'autore della rete Davide Piroli. Ancora Piroli, marcato strettissimo qui da Nuno Paiva. Riesce ad andare via Piroli che scarica indietro per Mattia Cocco. Ancora Valdagno, Cocco, Sillero. 15 secondi al termine del possesso palla Valdagno e qui c'è un fallo di squadra fischiato ai danni di Valdagno. Ricordiamo 3-3 la situazione dei falli. Sì, Montebello sta cercando di ritornare a quell'efficienza difensiva che abbiamo visto nei primi 10 minuti prima del gol segnato all'11:24 da Piroli. L'entrata comunque di Cocco fa sì che il Valdagno sia più solido in difesa. Attenzione perché qui Nuno Paiva aveva cercato di far partire Massimo Tattarani che era tutto solo contro Bruno Sgaira. La difesa biancoceleste ferma benissimo la pallina e ancora Montebello con Cino Miguelez, Paiva per Diego Nicoletti. Cino Miguelez ancora. Sì, vediamo Stefano che Montebello proprio fatica. E qua c'è il gol! La rete di Diego Nicoletti che porta il pareggio. 1-1 risultato. Bellissima rete dalla distanza di Diego Nicoletti. Ci ha provato 2-3 volte, la terza è entrata, cioè 3 volte, 2 pali e la terza ci è entrato. Dall'altra parte però, sotto l'incrocio, era preso il palo basso nella scorsa occasione, quindi 1-1 del Montebello, questo tiro alla distanza classico di Diego. Quindi 1-1, siamo dunque al 16:07 di nuovo pareggio. E dunque Diego Nicoletti a firmare la prima rete di questo campionato per i biancorossi.
Pallina di nuovo in possesso del Valdagno. Ricordiamo 8:42 al termine del primo tempo. Ancora Andrea Brandolin. Intanto Stefano entra il numero 88, Manuel Mir, ricordiamo figlio di Diego, 17 giovanissima anni. l'età, classe 2003. Attenzione Farizza qui a spazio, Farizza prova il tiro con il guantone destro, ci arriva benissimo Bruno Sgaria e pallina appunto per il nuovo entrato Mir. Sì, una grande novità, perché trovare un 17enne in campionato già come terzo cambio non è male. È un bravissimo ragazzo, gli mancano un po' i centimetri, però ha un gioco di stecca con una mano molto particolare, che è molto particolare. Vedremo come si inserirà, non sarà facile per lui, ma ha carattere, è un ragazzo intelligente, vedremo cosa potrà fare. Il Montebello comunque galvanizzato, 1-1. L'entrata di Nuno Paiva ha reso Montebello un po' più dinamico, che era forse un po'... però c'è il fallo, forse su Tatarani riparte il Valdagno con Piroli servito da Mir. Ovviamente il primo passaggio un po' debole per Mir, che ovviamente è l'emozione anche per lui questo esordio in Serie 1. Derby dunque che si accende dopo la rete biancorossa che ristabilisce la parità. Pallina qui che torna in possesso di Valdagno con il numero 3 Andrea Piroli, che ora porta pallina. Andrea Piroli prova il tiro murato dall'autore della rete biancorossa Diego Nicoletti. La pallina qui ha toccato il soffitto e quindi da regolamento si riparte con uno scambio a 2 da centropista. Brandolin vince l'ingaggio, Mir contro Nicoletti, sono tanti centimetri tra due, oltre che l'età, stiamo parlando di 37 contro 17, sono 20 anni. Va la vita dura Mir con Diego Nicoletti. Ora Nuno Paiva dall'altra parte, anche fisicamente cerca di spostare Piroli, non ce la fa, quindi può ripartire il Montebello, che rivediamo in pista Johan Farisa in un cambio, è uscito probabilmente Migueles. Bellissimo lo scambio qui tra Juan Farizza e Massimo Tatarani, che riesce a girarsi molto bene in area. Ricordiamo Massimo Tatarani è un incubo per le difese appunto del campionato italiano, delle squadre italiane, perché come si gira lui in area non si gira nessuno. Ancora Valdagno con Andrea Brandolin che scarica per Piroli, che va via benissimo a Nuno Paiva, prova un'alzata qui. Piroli che fa queste cose dopo l'anno a Bassano. Abbiamo visto una giocata forse da Sillero che più da Piroli. Montebello a spazio, scambio in area tra Diego Nicoletti, che grande occasione per Diego Nicoletti, soprattutto per Tatarani, che aveva la porta praticamente libera perché magari era leggermente indietro nell'occasione. Secondo time out, perché nell'occhio su pista ci sono 2 time out, uno da 1 minuto e uno da 30 secondi, quindi Luca Chiarello a 6 minuti alla fine chiede il time out. Vediamo qui il replay dell'alzata di Davide Piroli, che va via benissimo Nuno Paiva. Dopo Giovanni Bovo riesce ad andare ad impattare la pallina, quindi impedire il gol. Qui abbiamo visto lo scambio tra Diego Nicoletti e Massimo Tatarani. Tatarani che non riesce a concludere la rete. Grande occasione da entrambe le parti. È uscito ora Tatarani, ovviamente dopo la guerra in attacco, ed è entrato Bertinato, un difensore, quindi probabilmente qualcuno dovrà arrivare in attacco e non so, Farizza probabilmente sarà messo in attacco, mentre il Valdagno conferma Mir, Cocco, Piroli e Brandolin. Brandolin è sempre in pista, mi sorprende questa scelta, insomma è una grande fiducia per lui, sono molto contento. Sì, Ha fatto una gran bella partita fino adesso, diligente, cosa che in altre occasioni tu lo ben sai, perché probabilmente hai già giocato anche contro. Certe volte forse anche tatticamente era un po' non così diligente, insomma era un po' un furetto, certo, indomabile, ecco, diciamo così, per non dire altre parole. No, sicuramente a mio avviso, come ti dicevo prima, la passata stagione è cresciuto davvero molto e vediamo come Mir gli sta dando fiducia in questa prima partita. Qui prova il tiro ma finisce a lato, pallina ancora in possesso di Valdagno perché Giovanni Bovo ha toccato la pallina da dietro porta, quindi ancora possesso per il Valdagno con Diego Mir e Brandolin alla Manuel battuta. Mir. Con Manuel Mir, scusa. Si può sbagliare ovviamente perché
lo conosciamo soltanto Diego Mire, che è suo padre. Cocco per Brendolino. Ovviamente quando è entrato Cocco il Valdagno si è un po' staticizzato. Diciamo che con la presenza di De Oro la squadra era molto più spavalda. Bello qui il diagonale di Brendolin che si vila il palo, però un tiro da lontano, ma anche quella freschezza, e infatti sta per entrare De Oro in questo agli ultimi 5 minuti, deve un po' ravvivare un Valdagno che si è un po' fossilizzato. Per Montebello invece una formazione un po' più difensiva. Attenzione, qui Nuno Paiva entra benissimo in area, ancora Bruno Sgari a dirgli di no. Sì, qua Sgari era stato fondamentale perché aveva il gancio giusto per fare gol. Probabilmente la palla era troppo bassa, si alzava un po', forse entrava in gol, ma bravo qua il terzo portiere della nazionale italiana a parare questa sortita del portoghese. Recupera Diego Nicoletti che passa dietro la porta, difesa appunto da Bruno Sgaria, scarica indietro per il numero 5 Nuno Paiva che si ferma, ancora Nuno Paiva, portoghese Nuno Paiva, qua c'è spazio per Diego Nicoletti, la pallina rimane lì ai pressi di Bruno Sgaria che ancora una volta riesce a dire di no al grande tiro di Diego Nicoletti. Sì, ma ne è parate 4, perché la difesa non è riuscita a spazzare via questa pallina. È stata veramente una grande occasione per Montebello, ma che disattenzione per la difesa valdagnese, se riusciamo a rivederla, perché 4 tiri sono riusciti a tirare, erano su un fazzoletto di 20 centimetri. Bravo Bruno, ancora decisivo, 2 occasioni. Attenzione, recupera Guanfarizza 2 contro 1, qui il neoentrato Tonci De Oro che subentra al posto di Manuel Mirra. Ancora Montebello che recupera con Carlo Bertinato. Attenzione, qui la partita si sta accendendo. Qua Carlo Bertinato sbaglia un passaggio da pallina per Mattia Cocco che tira e la pallina si sbatte sulla traversa. Un colpo sicuro perché qui Giovanni Bovo non ci sarebbe mai arrivato a questo tiro di Mattia Cocco. Fortunato qui Montebello. Ancora i biancorossi di casa con Guanfarizza. Sì, fortunato perché ha scheggiato la parte bassa della traversa, vuol dire che era proprio qualche millimetro più in alto del gol. Un altro errore dell'impostazione del Montebello, errori che una squadra non può fare a questi livelli. Ancora un errore di passaggio e poi il contropiede con, se non sbaglio, Piroli che ha servito Cocco che con rovescio quasi segnato. Grandi occasioni negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo di Montebello Valdagno. Sì, qui Carlo Bertinato sbaglia un passaggio abbastanza clamoroso perché ha regalato un contropiede 2 contro 1 per il Valdagno. Errori che rischi di pagare caro. Ancora Montebello con Nuno Paiva che scarica con Carlo Bertinato, passa indietro al capitano Guanfarizza. Spazio, prova il tiro deviato. Attenzione perché c'è qualcuno che ha perso sì, Tonci De Oro ha perso una ruota e quindi vediamo se Luca Molli deciderà di fermare il gioco. Eccolo qua, esce il numero 7 Tonci De Oro e rientra il numero 22 Andrea Centeno. Sì, perché succede, no, tu da ex giocatore, la ruota può uscire se non è ben fissata. Può succedere. Succede anche in altri sport. Non dovrebbe succedere, sarebbe meglio che non succeda. A certi livelli non dovrebbe succedere, però succede a volte, magari c'è il dado che non è messo bene oppure è entrato male nella sua filettatura. Quindi. Qui butta via pallina Diego Nicoletti perché stava per finire il possesso palla. Ricordiamo che nell'hockey la squadra che è in attacco ha 45 secondi per concludere in porta. Al termine di questi secondi la pallina viene ridata alla squadra appunto in difesa e quindi, come in questo caso, di nuovo possesso per Valdagno che prova il tiro. Qui para bene ancora Giovanni Bovo, ancora possesso per Montebello. Il tiro era di Brendolin in questo caso. Di Brendolin. Montebello con Nuno Paiva qui prova il tiro murato da Brendolin. Ancora Montebello che tiene pallina con Carlo Bertinato che scarica indietro con Diego Nicoletti. Anche Diego Nicoletti e Bertinato tanti gli anni insieme in quel di Trissino. Sono nati a Trissino tutti e due. E qui c'è un'altra bella conclusione di Guanfarizza che respinge bene Bruno Sgari. Ancora Valdagno e qui Nuno Paiva soffia la pallina da sotto il naso di Andrea Centeno e quindi pallina ancora per i biancorossi. In questa prima frazione non abbiamo visto una squadra superiore all'altra, Stefano. Abbiamo visto occasioni create da entrambe le formazioni
quindi un bel derby a mio avviso in Sì, diciamo questo primo che tempo. il Montebello è uscito alla distanza grazie all'entrata di Nuno Paiva, che ha sicuramente dato verve alla squadra biancorossa, però prima c'è stata la parentesi del Valdagno con De Oro, soprattutto in veste di Astimo. Qui attenzione Paiva, c'è forse il tocco di pattino in area, andiamo a vedere poi l'azione Nuno Paiva aveva contestata recuperato- dai 110 del Palasport di Montebello. Un tiro centrale, il pattino, forse deviare la pallina, in questi casi l'arbitro ha discrezionalità, se fosse volontario o meno. 47 secondi al termine di questa prima frazione di gioco, possesso ancora per Montebello con Juan Farizza Caspazio che scarica per Nuno Paiva, ancora Nuno Paiva, e qui c'è fallo fischiato ai danni di Montebello, il quarto fallo per Valdagno, appena fuori area. Gli ultimi secondi, sì, come dicevo, Valdagno ha avuto quella sfuriata con il gol di Piroli sull'assist di Brendolin, scaturito dalla rubata della pallina di De Oro. Diciamo, quando è uscito De Oro un po' si è fossilizzato questo Valdagno, che poi adesso sta uscendo meglio in questi ultimi secondi. Ovviamente ha fatto il giro di tutta la panchina, manca solo Zordan in casa Valdagno, quindi insomma per la partita, per i 50 minuti sicuramente un punto a favore della squadra di Diego Mirro. 5-3 la situazione dei falli di squadra, ricordiamo che a 10 si arriva a un tiro diretto e dopo quei 10 si continua ogni 5. Ancora Montebello in questi 8 secondi, Montebello ancora deve andare al tiro con Juan Farizza, prova in mezzo, Juan Farizza prova la deviazione di Carlo Bertinato che non ci arriva per un soffio, prova il tiro di Andrea Brendolin, scusate, nulla da fare, e dunque primo tempo che si chiude sull'1-1, ricordiamo per Valdagno, la rete di Davide Piroli, per Montebello con il numero 2 Diego Nicoletti. Ora ricordiamo che vediamo appunto il replay dell'occasione creata dal Montebello in area con il pattino dubbio di Andrea Brendolin. Vediamo, sì, no, a mio avviso non c'è stata la volontarietà del numero 3 biancoceleste. L'arbitro ovviamente è molto più vicino di noi e avrà visto molto meglio. Do la linea ora a Stefano Zamperin per le interviste di consuetudine. Vediamo nel frattempo, mentre Stefano attende qualche giocatore da intervistare, vediamo le ultime occasioni di questo primo tempo. Vediamo qui il tiro di Andrea Brendolin che non impensierisce di certo Giovanni Bovo. Qui vediamo un'occasione per Juan Farizza con un tiro ben parato da Bruno Sgaria. Ancora qui Juan Farizza, questa è stata l'ultima occasione per Montebello, con Juan Farizza che prova un tiro accompagnato in mezzo all'area. E do la linea appunto a Stefano Zamperin che intervisterà il vicepresidente Claudio Rossi. Siamo qui a bordo pista con il vicepresidente del TR Chimica Montebello, Claudio Rossi. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo visto questo Montebello che è cambiato, un nuovo corso di Luca Chiarello, che è sempre stato insomma uno dei allenatori del Montebello storicamente, anche se della Vallata. Cosa si può dire di questo Montebello questo primo tempo? Una squadra diversa, più votata all'attacco, c'è stato anche il pareggio di Nicoletti. Allora, è una squadra questa sera che è più portata all'attacco, però Luca Chiarello sta ancora provando, visto che la squadra è praticamente tutta nuova, con schemi nuovi e metodi di gioco nuovi. È una squadra un po' più portata davanti e anche è stata fatta per far crescere anche i ragazzi giovani che abbiamo portato, le nostre scommesse che abbiamo portato in questa squadra, insomma. Quest'oggi inizia per voi il campionato, c'è anche il pubblico, quindi già un successo, insomma, vedendo i tempi, 110 persone, ieri era un'altra capienza, oggi un'altra ancora, però insomma è bello rivedere l'hockey, bello rivedere le rotelle scivolare qui sul parquet qua del Palasport di Montebello. Qual è il vostro augurio per questa stagione? Il nostro augurio di questa stagione intanto è di
di centrare l'obiettivo che quest'anno non lo ha nascosto Luca, non lo nascondiamo neanche noi, è di partecipare ai playoff e quindi anche alle finali di Coppa Italia. L'augurio che facciamo è che possa esserci sempre il pubblico a queste partite, anche se le notizie che vengono dal resto dell'Europa non sono così confortanti. Speriamo, ripeto, che abbiamo la possibilità di ospitare più gente possibile e speriamo che questa maledetta pandemia passi e possiamo andare a vedere l'hockey come deve essere, col tifo, con tutta la carica e tutta l'esplosività che ha questo sport, che dà questo sport e che quindi si merita anche da parte dei tifosi. Montebello per voi è il secondo anno in Serie 1 dopo la storica promozione del 2019 se non sbaglio, e oggi questa volta in questa stagione la partnership con Tiara Chimica, quindi uno sponsor penso qui del territorio che insomma è un territorio florido di imprese piccole e medie. Cosa vuol dire avere questa partnership con Tiara Chimica? Allora, TR Chimica, intanto il titolare, l'azionista principale è di Valdagno, quindi una terra vocata all'hockey. Lui è un grande appassionato e abbiamo fatto una scommessa. Siamo partiti pian piano come sponsor minore e adesso da quest'anno abbiamo fatto una scommessa e ha voluto diventare il main sponsor dell'hockey Montebello TR. TR Chimica è un'azienda che si occupa di chimica, come dice il nome, prettamente portata all'industria della pelle, e il presidente Riccardo Ruella, che tra l'altro siamo amici, lui ha sempre avuto un sogno da piccolo di poter partecipare, di poter giocare a hockey. Per varie vicissitudini non l'ha mai potuto coronare e adesso ci fa da sponsor principale. Un'altra cosa, lui è molto appassionato dello sport in generale e dello sport soprattutto per quanto riguarda i giovani. Noi abbiamo un grande progetto per tutto il settore giovanile, abbiamo circa una sessantina di ragazzi dall'avviamento fino all'Under 19 e vogliamo crescere. Ogni anno stiamo crescendo di più, stiamo investendo molto in allenatori, preparatori per i bambini, stiamo lavorando con le scuole e TR Chimica ci appoggia in questo perché crede nello sport e specialmente nell'hockey, perché è la sua passione, dello sport che porta via dalle strade e dal nulla fare i ragazzi e dai telefonini, da tutti quegli aggeggi. Diciamo che ci sono delle difficoltà qua a Montebello, ovviamente la pista ovviamente è quasi vostra e anche penso del pattinaggio artistico, però è fuori Montebello dal quadrilatero, diciamo, dell'hockey vicentino, che è florido ormai da 30, 40, 60 anni. Però il problema di Montebello è appunto che fuori da questo quadrilatero è un po' a lato. C'era una volta anche Montecchio Maggiore, dalle Alte, che non c'è più. Voi ovviamente guardate all'Alte, alla Valle dell'Agno, a Trissino Valdagno, però rispetto alle altre, diciamo, alle 4 o 5 sorelle del centro vicentino, siete anche fisicamente lontani. Sì, siamo fisicamente lontani, però noi stiamo cercando nuovi ragazzi nel Basso Vicentino, Lonigo, Sarego, questi comuni qua che non conoscono questo sport, però lavorando con le scuole stiamo avendo dei buoni risultati. Abbiamo Ruben Giuffre, che è allenatore di vecchia data, di grande esperienza, che sta facendo un lavoro. Lui è un amante dello sport dei ragazzini, sta facendo un lavoro incredibile. E confidiamo nella gente che ci vede, che ci segua e ci dia una mano. Noi la mano la chiediamo anche in diretta TV, la chiediamo a tutte le associazioni, le società presenti nel territorio, perché lo sport per farlo bene costa e per farlo giusto bisogna farlo bene. Parole sante, come si suol dire in questi casi. Si traspare da lei molta passione questo sport, perché è uno sport di appassionati, perché è uno sport piccolo, sport di nicchia, però
a queste piccole realtà che stanno crescendo, speriamo che crescano ancora di più e speriamo anche di allargarsi, no? Perché voi avete i colori biancorossi come il Vicenza che è qui a lato, c'è sempre il sogno di vedere un'abbinata tra Vicenza Calcio e Montebello, proprio per i colori, perché siete gli unici biancorossi di tutto il Vicentino, chissà nel futuro. Noi ci speriamo. L'anno scorso contavamo verso la fine della stagione, avevamo già i contatti col Vicenza di portare qua la squadra. Speriamo che se quest'anno va a scemare questa situazione, che possiamo avere pubblico e ospitare persone, contiamo di andare a bussare un'altra volta alla porta dei nostri fratelli del Vicenza Calcio. Grazie Vicepresidente, grazie per le sue parole. Do la linea a Simone nella sala stampa, poi li ricorderemo in diretta per il secondo tempo di Montebello Valdagno. Grazie, bellissimo. Sì, grazie Stefano, ricordiamo, qua rivediamo l'occasione appunto della doppia battuta qua del Montebello con Nuno Paiva che viene fermato da Bruno Sgaria. Ricordiamo nel frattempo le riprese di Marco Silvestri e Flavio Zattera dello Studio 7 HD. Ricordiamo e ringraziamo anche. Squadre che si stanno preparando all'ingresso in pista. Abbiamo visto sta rientrando a spezzoni il Valdagno ed ora anche la squadra di casa biancorossa. Riguardiamo un'altra volta le due reti, appunto qui sta la prima dei biancocelesti con Davide Peroli con il passaggio perfetto di Andrea Brandolin, l'1-0 appunto che ha sbloccato il match, e dopo la risposta di Diego Nicoletti che dopo aver provato due tiri da fuori area, prima con entrambi fermati dal palo, questa una grande rete del numero 2 Diego Nicoletti che posiziona la palla alla sinistra di Bruno Sgaria. Ritorniamo quindi in diretta per il secondo tempo, vediamo subito De Oro ancora alle prese con la sistemazione della rotella, con lo storico meccanico Mola. Qui vediamo inquadrato Massimo Tattarani e Diego Nicoletti, due factotum della formazione biancorossa. Montebello schiera Bertinato e Diego Nicoletti in difesa, in attacco Nuno Paiva e Massimo Tattarani, in porta confermato ovviamente Giovanni Bovo da Trissino. D'altra parte del Bruno Sgaria con lui da Breganze, con Piroli, anche lui da Valdagno, come Mattia Cocco, Centeno Porto Angolano e il numero 7 Gaston de Oro argentino di San Juan. Tutto è pronto, Cristiano Parolin al fischietto con Luca Molli, capitano, come terzo arbitro. Ripartiti dunque in questo secondo tempo al palazzetto dello sport di Montebello, vediamo come entrambi i tecnici hanno cambiato la formazione rispetto al primo tempo. Del Montebello rimane in campo sia Carlo Bertinato che Nuno Paiva al posto di Juan Farise e Cino Miguelez, mentre per Valdagno in pista Davide Piroli al posto di Andrea Brandolin. Pallina in mezzo qui per il Tata che non ci arriva, riparte subito Valdagno con Tonci De Oro che passa indietro per Andrea Centeno, ancora Valdagno con De Oro, scambi veloce qui per Valdagno con Andrea Piroli, con Davide Piroli scusate, ancora Tonci De Oro. Tonci De Oro a spazio, prova il tiro deviato della stecca di Massimo Tattarani, pallina che finisce fuori, ancora Montebello con Diego Nicoletti che può far girare pallina per i suoi. Nuno Paiva prova lo scambio in mezzo con Tattarani, devia bene qui Mattia Cocco e torna la pallina in possesso delle stecche del Valdagno con Andrea Centeno che scarica per Davide Piroli, ancora Valdagno, attenzione qui c'è qua c'è un rigore, un blocco irregolare su Centeno, una spallata, e l'arbitro Parolini Bassano fischia il rigore che vediamo, blocco irregolare di Nicoletti e quindi il tiro di rigore. Siamo all'1:14
e si incaricherà il capitano Mattia Cocco. Ecco, l'anno scorso a Valdagno le tirava tutte Dario Jimenez, e praticamente le statistiche per gli altri sono basse. Diciamo che l'unico ad avere uno score decente è proprio Cocco, però non dal rigore ma dal tiro diretto. Mattia Cocco, ricordiamo 16 reti la passata stagione. Mattia Cocco, parte il tiro e nulla da fare per Giovanni Bovo. 2-1 per il Valdagno, rete a 23:45 dal termine di questa partita, rete di Mattia Cocco. Un tiro preciso sotto il 7 a sinistra di Bovo. Lui, come ha detto l'anno scorso, non ha tirato niente, sto preferendo la frase, ma è anche un cecchino dal tiro di rigore, a un tiro molto pesante, e quindi 2-1, di nuovo in vantaggio il Valdagno dopo l'iniziale vantaggio nel primo tempo all'11:24 di Piroli, il pareggio di Diego Nicoletti e ora il gol del capitano Mattia Cocco. Vediamo ora se Montebello riuscirà a reagire il prima possibile. Possesso palla con Nuno Paiva. Nuno Paiva ancora prova a chiamare i suoi, riesce a scaricare per il numero 2 l'autore della rete biancorossa Diego Nicoletti. Ancora il numero 5 Nuno Paiva per Carlo Bertinato, che prova il tiro in mezzo, non arriva nessuna deviazione. Aveva cercato la deviazione del numero 8 Massimo Tattarani, che non ci arriva. Ancora Valdagno con Tonci De Oro, che prova l'1 contro 1 con Carlo Bertinato. Tonci De Oro, pallina che sfiora la rete esterna, sembrava quasi che aveva illuso con il gol, sì. Niente da fare. Ancora Montebello con Diego Nicoletti, scarica per Massimo Tattarani. Ancora il Tata dietro porta, attenzione al Tata che scarica per Nuno Paiva. Ancora Montebello, qui Davide Piroli intercetta per un primo momento la pallina, ma riesce a mantenerla Nuno Paiva. Carlo Bertinato, Nicoletti, prova il tiro Nicoletti, è deviata, e qua c'è una pallina che viene deviata da Mattia Cocco in area. L'arbitro dice che non è fallo. Pallina ancora per Montebello con Tattarani. Nuno Paiva, c'è spazio, Nuno Paiva, rete incredibile del numero 5 Nuno Paiva, che ristabilisce subito il pareggio in questo derby. 2-2 per la seconda rete Montebello, gol di Nuno Paiva. Un tiro in velocità che ha sorpreso la difesa del Valdagno, leggermente fuori misura, ma questo tiro veloce, un'azione veloce di Nuno Paiva dalla distanza, e poi si accentra verso la porta e tira questo tiro, sì, non velocissimo, però che ha sorpreso anche Sgari, e quindi 2-2, è ancora pareggio. Qui è mancato un po' di marcatura dell'uomo, è scappato via Nuno Paiva, ma ci ha già abituato nel precampionato Nuno Paiva a fare queste azioni. Tattarani qui tergiversa un po' e alla meglio Cocco. Derby allora che si accende nuovamente, Stefano. 2-2 al Palazzetto dello Sport di Montebello. Ricordiamo che siamo in diretta sui canali MS Channel e canale 814 di Sky e MS Sport, canale 675 del digitale terrestre, oltre che ovviamente alla piattaforma di First TV. Ancora Montebello con Nuno Paiva, l'autore della rete, che prova in mezzo per Tattarani, non ci arriva, non riesce a concludere in porta il numero 8, il bomber Massimo Tattarani, che regala pallina per Valdagno. Mattia Cocco, autore della seconda rete biancoceleste. Ancora Mattia Cocco che scarica per il Tonci De Oro. Centeno, Cocco per Piroli. Ancora il numero 8 Davide Piroli per De Oro. Qui c'è spazio, prova il tiro murato in maniera quasi calcistica da Diego Nicoletti. Esatto. Vediamo Montebello che ha cambiato un po' atteggiamento, non più attendista ma propositivo, con Tattarani più attivo, nonostante ci sia in pista Bertinato, che ricordiamo 42 anni, Nicoletti 37, fanno una coppia difensiva con l'età media di 39, quindi insomma una età di tutto rilievo, però vediamo Montebello più propositivo. Ora vedremo il Valdagno come rispondere dopo questo 2-2. Ovviamente anche lui anche il Valdagno ha i giocatori più esperti in pista, quindi vedremo come si evolverà questo inizio di secondo tempo. Attenzione qui, 4 contro 3 per il Montebello con Diego Nicoletti che ha spazio. Diego Nicoletti qui poteva tirare, ha deciso di mantenere pallina e far girare i suoi. Nuno Paiva per Carlo Bertinato.
Ancora il numero 5, l'autore della rete biancorossa Nuno Paiva per Diego Nicoletti. Carlo Bertinato. Vediamo come tutti cercano il movimento in area di Massimo Tattarani. Adesso con pallina che scarica avanti con Diego Nicoletti. Carlo Bertinato. Nuno Paiva. Nuno Paiva. Ancora Nuno Paiva qua. Montebello che deve andare al tiro. Recupera subito Valdagno con Andrea Centeno. Murato dal numero 4. Carlo Bertinato. Ancora Valdagno con Mattia Cocco. Cocco per De Oro. De Oro qui a spazio, tenta il tiro. Che occasione per Valdagno, ancora sulla stecca di De Oro, e serve il compagno Cocco che sbaglia probabilmente l'inclinazione della stecca e la palla che scappa in alto con probabilmente Bovo anche sorpreso. Grande occasione per Valdagno in questa occasione. Ancora Montebello in avanti con Massimo Tattarani che prova a far tutto da solo ed entrare. Qui Mattia Cocco dice di no. E ancora Valdagno con Piroli. Il Tata ci sta provando, non è che non ci sta provando, è solo che insomma davanti c'ha sia De Oro sia Cocco che sono molto. Attenzione, occasione per Tattarani, ancora Cocco. E qua, attenzione, e qua c'è un fallo che l'arbitro decreta fallo di squadra. Forse poteva starci anche il cartellino blu qui per Mattia Cocco. Rivediamo qui il replay, Simone. Visto che il fallo era da dietro, a mio avviso poteva anche starci. L'arbitro era molto più vicino, quindi noi gli diamo sicuramente ragione. Falli di squadra che Valdagno va a 6 contro i 3 per Montebello. C'è stata anche una munizione verbale probabilmente a un giocatore del Montebello. Credo proprio Tattarani, perché mi è sembrato che la protesta sia stata abbastanza accesa. Sì, praticamente ha abbracciato Tattarani, Cocco. Non so come valutare, ovviamente l'arbitro era più vicino di noi. Vedendo il replay forse c'erano gli estremi, ma lì secondo me ovviamente non è un aggancio che classico cartellino blu, ma è stato un abbraccio che comunque poteva essere anche occasione importante questa rete per il Montebello. Intanto entra in pista il numero 6, il capitano Juan Farizza per il Montebello al posto di Carlo Bertinato, ed entra anche Cino Miguelez al posto di Diego Nicoletti per il Valdagno. Entra Brendolin al posto di Davide Piroli. Fallo di squadra qui per Montebello che va a 4-4. Palla alta del Montebello. 4 di falli di squadra per il Montebello appunto e 6 per il Valdagno. Per ora non è una quota pericolosa, però potrebbe arrivare, mancano ancora 19 minuti. È stato un inizio del secondo tempo molto, molto attivo, molto vivo, caro Simone, rispetto al primo tempo. È stato un po' ricco di errori, diciamo, nei primi 10 minuti. Sì, diciamo che Montebello ha avuto anche il coraggio di ristabilire subito la parità. Penso che se Valdagno riesce ad andare avanti e a dilungare, per Montebello è molto difficile. E invece in entrambi i casi, sia la prima rete che la seconda, il pareggio è arrivato dopo poco. Quindi Montebello che rimane in partita. Attenzione, qui riparte subito Montebello con Tattarani che scambia per Farizza. Farizza spazio, ancora Bruno Sgari a dir di no al barbuto de Galizia. Riparte Valdagno 1 contro 1. Brendolin, bravissimo Bovo che dice di no all'1 contro 1 di Andrea Brendolin. Grandissima parata questa di Giovanni Bovo. È grande occasione però per Brendolin non sfruttata, perché c'era 1 contro 1. D'altra parte ancora Paiva. Fioccano le occasioni. Si è acceso questo derby, Simone. Sì, vediamo continui cambi di fronte. Ancora Mattia Cocco, scusate. Montebello 2 contro 1. Anfarizza che è tutto solo. Massimo Tattarani. Ancora Bruno Sgaria. Merito grandissimo qui di entrambi i portieri, giovanissimi, classe 98 per Sgaria. E qua c'è rigore. Luca Molli dice che è rigore. Sì, pattino in area qui evidente. Quindi l'arbitro di Viareggio fischia il tiro di rigore. Andiamo subito a rivedere, grazie alla regia di Marco Silvestri, il pattino, però c'era anche il giocatore in area. Sì, questo non può prendere la pallina per terra. Senza il giocatore rigore. Era scivolato, ma comunque il giocatore di hockey di hockey pista non può raccogliere la pallina per terra, vero? Esatto, vediamo la battuta. Massimo il bomber Tattarani, vediamo se riuscirà. 50% l'anno scorso su tiro di rigore, 10° nella classifica generale in questo fondamentale. Qui Molli ha qualcosa da ridire a Bruno Sgaria, che deve stare fermo sulla linea, non può muoversi e deve aspettare il tiro dell'avversario per muoversi. Parte il Tata, parata di Bruno Sgaria, ancora Massimo Tattarani.
Attenzione, Tatarani, pallina che finisce a lato. Dunque nulla da fare in questo rigore di Massimo Tatarani. 2-2 ancora risultato nel derby vicentino. Ancora sì, avanti un Valdagno. rigore abbastanza centrale, bravo Sgari ancora anche nella ribattuta, insomma si creano occasioni qua per il Montebello, perché i rigori sono fondamentali in un equilibrio che sembra incontrastato in questo derby. Ancora Valdagno, pressato altissimo da Nuno Paiva. Vediamo possesso di Mattia Cocco che scarica per Tonci De Oro che deve andare al tiro. Tonci De Oro recupera bene Massimo Tatarani. 2 contro 1 Montebello 2 contro 1. Qui si ingarbuglia Massimo Tatarani e regala pallina a Valdagno. Valdagno con Andrea Centeno. Ancora Valdagno con il numero 22 Centeno. Sì, è un po' falloso qui il Valdagno in questo secondo tempo, primi 8 minuti un po' confusi. Anche in questo caso abbiamo visto due contropiedi ha avuto il Montebello, non sfruttati per errori banali. Ovviamente siamo inizio stagione, può capitare di non riuscire a gestire meglio la pallina. Comunque il Montebello sembra più attivo in questo secondo tempo, vedremo se riuscirà a capitalizzare, perché quello poi che vuole l'allenatore, vuole capitalizzare questo leggera superiorità a livello offensivo. Qua riesce ad andare via bene, scusate, il Cino Migueles che prova a dare in mezzo pallina in area Massimo Tatarani che non ci arriva per un soffio. Ancora Montebello con il Tata che scarica indietro per il capitano Juan Farizza. Montebello che ora deve andare al tiro. Nuno Paiva, bella la conclusione del... E qui c'è un fallo, attenzione, fallo di squadra fischiato ai danni di Montebello. 6-5 la situazione dei falli a sfavore di Valdagno, che ancora possesso pallina. Entra il numero 77 Silero al posto di Andrea Brandolin. E qui che gol, rete incredibile di Mattia Cocco che sigla una doppietta personale, un tiro quasi inaspettato appena fuori d'area, che con la pallina che scheggia la traversa e finisce in rete. Nulla da fare qui per Giovanni Bovo. Sì, Giovanni Bovo non era un po' troppo centrale, qui vediamo il replay dalla camera bassa, era troppo centrale, ha trovato il buco perfetto Cocco. Probabilmente aveva già visto nelle azioni precedenti che Bovo non era ben piazzato in porta, e qui un errore di Bovo, perché bello il tiro di Cocco, non si discute, però insomma in questi casi il portiere deve colpire il primo palo. E quindi 3-2 per il Valdagno, terza volta di vantaggio. Ci prova il Valdagno a sfuggire, come dicevi te poco fa, a sfuggire con le azioni personali dei suoi califfi, però insomma il Montebello sta facendo un discreto gioco in questo secondo tempo. Sì, Montebello ha creato molto, vediamo qua ancora Nuno Paiva che ha spazio. Vediamo se Montebello in questo caso subirà il colpo o anche in questo caso riuscirà ad eguagliare di nuovo la parità. Con avanti ancora con Cino Migueles che scarica indietro per Nuno Paiva. Ancora Montebello dietro la porta, difesa da Bruno Scaira, autore di una bellissima partita finora. Cino Migueles qui prova una pallina in mezzo all'area che di certo non può impensierire l'estremo difensore biancoceleste. Ancora Montebello, pallina sporcata qui, e qui c'è un fallo sulla balaustra. Settimo fallo di squadra per Valdagno ai danni di Diego Nicoletti. Ovviamente ricordiamo che rispetto all'hockey su ghiaccio le protezioni di un giocatore sono solo nelle parti basse e non nelle parti alte. Certo, quindi questo è considerato un fallo, un body checking sulla balaustra, che qualche volta è successo anche in questo sabato, che viene sanzionato con un cartellino blu, quindi perché sono dei colpi violenti sulla balaustra che è di ferro. Quindi vediamo la regia qui rimanda al replay delle occasioni di Montebello, che qua sbaglia e regala un contropiede a Valdagno. Vediamo qui come Andrea Brandolin si fa soffiare pallina da Giovanni Bovo. Grandissimo l'intervento questo dell'estremo difensore biancorosso. Qui vediamo Nuno Paiva che prova a entrare, murato in primo momento da Mattia Cocco e dopo da Bruno Scaira. Questo è il rigore tirato da Massimo Tatarani, abbastanza centrale. E qui la rete di Mattia Cocco che supera Giovanni Bovo. Ritorniamo dunque la diretta di questo derby tutto vicentino tra Montebello e Valdagno. Ricordiamo il punteggio 3-2 per
il Valdagno. Montebello in possesso di palla con Farizza che scarica per Cino Miguelez. Stream. Cino Miguelez ancora qui, aveva spazio, perde pallina. Cino Miguelez riesce a mantenere pallina per i suoi, ancora Montebello con Juan Farizza. Juan Farizza prova a fare tutto da solo, pallina in mezzo per Cino Miguelez, bello è l'occasione per Montebello, recupera pallina Valdagno 3 contro 2, ma Tonci d'Oro, attenzione contropiede ancora per Montebello con Farizza tutto solo, Diego Nicoletti, e qui Diego Nicoletti forse poteva fare anche meglio tutto da solo, invece decide di scaricare indietro, però capisce tutto la difesa valdagnese che recupera la pallina, ancora Montebello 4 contro 3, Cino Miguelez prova ad andare al tiro, pallina sporcata da De Oro che recupera pallina per i suoi, e qui Mattia Cocco chiama la calma e prova a far girare i suoi. Centeno per Mattia Cocco, autore di una doppietta. Sillero, Cocco, Centeno, Cocco, ancora il numero 29 biancoceleste. Prova ad andare via qui, recupera bene Cino Miguelez. Ancora Valdagno, palla sporcata, ancora Valdagno. Qui Mattia Cocco prova a sorprendere Giovanni Bovo da dietro porta, capisce tutto l'estremo difensore biancorosso. Pallina che rimane ancora tra le stecche valdagnesi, ancora Valdagno che deve andare il tiro. 4, 3, 2, 1, vediamo il tiro sporcato ancora da Valdagno, e pallina che ritorna tra le stecche biancorosse. Riparte Montebello con Diego Nicoletti, qui a spazio, prova il tiro Diego Nicoletti, scusate, ancora Bruno Sgaria. Nuno Paiva. Diciamo che è uscito Tatarani perché era evidentemente stanco dopo innumerevoli azioni in centro area. Ora una squadra più quadrata, diciamo più portatrice di palla. Ora vedremo chi riuscirà, se Nuno Paiva o Migueles, a concludere insieme a Farizza. Dall'altra parte Sillero mi pare ancora sulle ginocchia, insomma non lo vedo tanto partecipe, evidentemente la sosta imposta ovviamente dal lockdown in Argentina, anche lui con l'allenamento di casa non è riuscito. E c'è il gol! Rete di Nuno Paiva che ristabilisce il pareggio, doppietta anche per il numero 5 portoghese Nuno Paiva. 3-3 ancora, quindi dunque di nuovo pareggio qui al palazzetto dello sport di Montebello tra Valdagno e Montebello. Sì, un'azione di Migueles, para Sgaria e arriva come una rapace d'area, e non lo è, Nuno Paiva che la spedisce sotto rete. Lui predilige un po' il tiro dalla corta e media distanza, non è un tappino, ma era lì al momento giusto e ha fatto il 3-3 di nuovo. 3 volte Valdagno avanti, 3 volte Montebello recupera. Vediamo un incredulo Diego Mirra che spiega che devono ovviamente anche in questo caso coprire meglio in difesa, perché come vedremo poi negli highlights di questo secondo tempo, Valdagno ha mancato in quest'ultimo frangente. Vediamo il gol di Mattia Cocco al 9:20 e poi il pareggio dopo 3 minuti e 30 di Nuno Paiva, nonostante Tatarani fosse fuori, quindi come dicevamo vedremo chi segnerà. È stato proprio Nuno Paiva che sta dimostrando, sì, goleador della seconda liga spagnola, però sta dimostrando anche un gioco anche per la squadra. 12:07 al termine di questa partita, la prima di campionato per il Montebello ed il Valdagno. Esce intanto l'autore della doppietta biancorossa, Nuno Paiva. Al posto suo entra Carlo Bertinato, no scusate, Diego Nicoletti. Qui siamo a metà del secondo tempo e siamo praticamente da 0-0. Esatto. Non sono serviti 37 minuti a decidere un vincitore, e allora ci godremo insieme questi ultimi 12 minuti con un nuovo pareggio. 7 falli per il Valdagno. Qui recupera palla benissimo Juan Farizza, ci arriva ancora però il Valdagno con Andrea Centeno che può rimpostare una nuova azione per i suoi. Tonci De Oro qui a spazio, va via benissimo Tonci De Oro, ancora Montebello qui, attenzione, pallina che entra in area, qui Tonci De Oro riesce a fermarlo Giovanni Bovo, ancora Montebello con Juan Farizza che può impostare una nuova azione per i suoi. Juan Farizza prende spazio, Juan Farizza prova il tiro, viene murato da Sillero che recupera palla per i suoi. Tonci De Oro, qui forse Farizza ha avuto un po' di fretta nel buttare via pallina
di concludere. Aveva tutta la difesa biancoceleste davanti e ha regalato pallina a Valdagno. Pallina che rimane in zona d'attacco per il Valdagno, recupera Montebello, Juan Farizza, scarica per il numero 2 Diego Nicoletti, ancora Montebello. Montebello con Juan Farizza per Cino Miguelez. Vediamo Cino Miguelez contro l'altro numero 7 Tonci de Oro, che scarica indietro per il capitano Juan Farizza, il barbudo del Galizia. E qua una pallina bellissima in mezzo di Juan Farizza per Tonci de Oro, per Cino Miguelez, e nuovamente rigore. Un altro tiro di rigore. Una steccata appunto sul bastone del catalano, che vediamo il replay pronto alla nostra regia. Un colpo sul bastone di Piroli ai danni del catalano numero 7, e ci sarà un nuovo rigore per il Montebello. Aveva sbagliato al 7° minuto Tatarani, ora ci prova Nuno Paiva, che è rientrato apposta per battere questo tiro di rigore ai 14:17. Vediamo se Nuno Paiva riuscirà a siglare una tripletta, nulla da fare. Attenzione, qua c'è un richiamo, un warming, un primo richiamo per Bruno Sgaira, che si è mosso nettamente prima della battuta del tiro. Se al prossimo tentativo si muoverà ancora prima, ci sarà un cartellino blu per l'estremo difensore biancoceleste. Vediamo Nuno Paiva parte il tiro, ancora nulla da fare. Nuno Paiva nell'1 contro 1 non si fa intimidire Bruno Sgaira, ancora Montebello. Vediamo che scarica indietro per Juan Farizza, Diego Nicoletti, ancora Montebello avanti con Diego Nicoletti, ancora per Juan Farizza, finta di tiro per Farizza che scarica indietro per l'autore della doppietta Nuno Paiva, che ha spazio. Nuno Paiva prova ad andare in mezzo a due con un alza e schiaccia, nulla da fare, ancora Valdagno con Piroli murato dal numero 2 Diego Nicoletti. Pallina che rimane in possesso di Valdagno. Piroli chiama i suoi a farsi vedere, ancora fa tutto solo Davide Piroli. Qui Nuno Paiva prova a rubar pallina al numero 7 Tonci de Oro, che ha la meglio. Ancora Valdagno con Andrea Centeno, qui Farizza prova a disturbare il Valdagno, ancora Valdagno con Tonci de Oro, recupera Montebello con Nuno Paiva. Molto aggressivo il Montebello in difesa, però ovviamente più aggressivo sei e hai meno difesa. In questo caso abbiamo visto De Oro che è scivolato via sulla destra, e sta molto attento a Montebello a essere così aggressivo, perché il furetto o De Oro ma anche Centeno possono rubare la pallina e andare a rete. Ancora Montebello avanti con Cino Miguelez che fa girare i suoi, scarica, che tiene pallina, scarica ora per Nuno Paiva. Vediamo cosa si inventa l'autore della doppietta biancorossa. Nuno Paiva prova ad andare in mezzo, qui viene spintonato da Andrea Brendolin, ma sì, di certo secondo me non è scivolato, si è un po' incrinato. Esatto, di certo non è un'azione che un fallo che può dare un tiro diretto per il Montebello. Ancora Valdagno con il Tonci de Oro, chiama i suoi per qualche schema, e qui Tonci de Oro si addormenta e pallina che passa nuovamente tra le stecche del Montebello, perché erano scaduti i 5 secondi in fase difensiva, in fase difensiva dal metacampo, sì, appunto difensiva. C'è il time out richiesto da Luca Chiarello, che vediamo qui al centro dell'immagine insieme a Nuno Paiva, Diego Nicoletti, Diego N, quindi Diego N, non Diego di punto Nicoletti, e Migueles e Farizza. Vediamo un po' di azioni. Diciamo che il Montebello confermo che è sicuramente il miglior tempo della sua pre-season e season fino adesso, perché abbiamo visto anche le due precedenti partite nel torneo di Correggio, non è stato un gran vedere, però vediamo una squadra ben coesa, che sa praticamente che sa gestire la pallina, che sa impostare, che sa fare le azioni nonostante l'assenza di Tatarani, che sta rifiatando, probabilmente verrà messo dentro gli ultimi 4-5 minuti. Il Valdagno ha un po' perso lo smalto dei primi minuti del primo tempo, manca un po' la fantasia dei suoi. Serve un lampo di Brendolin, serve un lampo di Centeno, soprattutto Centeno, che ovviamente anche lui ha segnato diversi gol l'anno scorso, 13 come De Oro, quindi attendiamo anche una suriata finale del Valdagno. Certo, un pareggio potrebbe andare comodo al Montebello, che come ha detto il vicepresidente è in cerca dei playoff, però anche il Valdagno un punto
sarebbe un po' pesante alla prima di campionato a Montebello. Vedremo come evolverà questi ultimi 8 minuti, potrebbe arrivare anche il 10° fallo, vedremo come si evolverà il match. Qui c'è lo scambio che fallisce. Bellissima occasione qui per Montebello, con Juan Farizza che scambia in mezzo per Cino Migueles, che non ci arriva veramente per un soffio, era 2 contro 1. Ancora Montebello con l'autore della doppietta Nuno Paiva, che prende velocità. Nuno Paiva, ancora il numero 5 portoghese, ricordiamo in arrivo dal Club de Maria de la Corugna. Ancora qui prova a impensierire Bruno Sgaira. Juan Farizza non è un problema di certo per Bruno Sgaira. Ancora Juan Farizza prova la girata in mezzo all'area, recupera palla Valdagno, 3 contro 2. Tonci De Oro a spazio, Tonci De Oro, rete del numero 7 del Valdagno, Gaston Tonci De Oro, che riporta nuovamente avanti i suoi 4-3 ad 8 minuti al termine. E c'era bisogno del guizzo del funambolo Tonci De Oro Marinaro, e l'ha fatto con un'azione tutta personale in centro area, è riuscito a superare Bovo anche con l'aiuto della difesa non troppo presente, e Tonci con un bel gesto tecnico supera ancora Bovo per la quarta volta che Valdagno è in vantaggio. Ora vedremo se il Montebello riuscirà a ripareggiare per la quarta volta. Certo che il Valdagno ora può gestire in difesa e aspettare l'avversario. Ora il nocciolo della questione arriva e dovrà essere sbrogliato dal Montebello, perché ora dovrà attaccare con tutte le sue forze. Ancora Montebello che ora cercherà di riguagliare il pareggio. Ancora Cino Migueles, qui c'è un fallo fischiato ai danni di Montebello, un pattino di Cino Migueles, pallina quindi tra le stecche della squadra ospite del Valdagno. C'è che è stato uno scontro tra Farizza e Centeno, uno scontro fortuito. 7 minuti alla fine, 4-3 per il Westport Valdagno. Si prepara ad entrare intanto per la squadra di casa il bomber Massimo Tatarani, vediamo se riuscirà anche lui a firmare una rete per Montebello. Ancora Valdagno avanti con Brandon Lin che scarica indietro per Mattia Cocco, autore anche lui di una doppietta per Piroli. Andrea Centeno porta palla, scarica per Davide Piroli, che a sua volta scarica per Andrea Brandolin, che si fa soffiare la pallina del Cino Migueles. Ancora Montebello, ecco che entra Massimo Tatarani al posto di Juan Farizza. Ancora Montebello con Diego Nicoletti prova il tiro murato dalle stecche biancocelesti, nulla da fare, pallina ancora per il possesso di Valdagno. Una formazione, Simone, molto offensiva ora per il Montebello. Indietreggia Nuno Paiva in difesa, però ha 3 bocche da fuoco. Ora vedremo se il Valdagno fa lo strappo finale oppure se Montebello riesce a raccappare il risultato. Si sta un po' schiacciando ora il Valdagno, alla meglio il Montebello con Nicoletti. Recupera qui Montebello appunto col Cino Migueles che soffia palla a Andrea Brandolin. Nuno Paiva per Diego Nicoletti, qui non riesce a trattenere la pallina Diego Nicoletti e regala la pallina a Andrea Centeno per il Valdagno, che ora a 5,57 può gestire pallina. Ricordiamo che nell'hockey finché non c'è la sirena non si può definire finita, conclusa una partita, però sicuramente il Valdagno può mantenere pallina e trattenere appunto. Time out intanto richiesto dalla panchina del Westport Valdagno, esce Piroli e rientra De Oro con Piroli, Cocco e Centeno, quindi una formazione molto solida. Nell'altra parte, come detto, una formazione, anzi no, è uscito Nuno Paiva negli ultimi minuti è uscito, è entrato Carlo Bertinato, probabilmente cercheranno anche il tiro da fuori i giocatori biancorossi. Qui vediamo appunto Diego Mir che sta impartendo e dall'altra parte ovviamente Montebello ha bisogno di una scossa, l'ennesima scossa. Valdagno è stato un po' sornione in questo secondo tempo, ma prima con 2 assoli, 3 assoli diciamo, il rigore di Cocco, il tiro dalla distanza di Cocco e poi l'azione personale di Gaston De Oro Marinaro, qui il gol di Gaston De Oro, l'italiano argentino, è stato anche nazionale azzurro
5 minuti e 49 alla fine, 7 i falli per Valdagno, 5 per Montebello. Partita sostanzialmente corretta, anche se è un derby all'inizio stagione, ovviamente non c'è il pathos di sempre. Siamo in diretta su Media Sport Channel, MS Channel e MS Sport sull'Italia terrestre. Siamo in diretta dal Palasport di Montebello Vicentino. E questo prima giornata del posticipo serale Chiara Chimica Montebello contro White Sport Valdagno. Ancora Valdagno in possesso di pallina con Andrea Centeno che scarica per l'autore della quarta rete valdagnese, Tonci De Oro, che da in mezzo qui Montebello si addormenta. Ottima occasione per Andrea Centeno, che Giovanni Bovo dice di no. Ancora Montebello in avanti, butta via pallina qui Carlo Bertinato, recupera subito Valdagno con Piroli. De Oro, vediamo De Oro qui recupera bene Cino Migueles, vediamo chi avrà la meglio tra Migueles e Tonci De Oro, che ha la meglio, e qui un tiro che sfiora la rete difesa da Giovanni Bovo. Ancora Montebello con Tatarani che scarica indietro per Carlo Bertinato. Diego Nicoletti, possesso ora per gli uomini di Luca Chiarello. Montebello avanti con Cino Migueles, qui c'è spazio per Tatarani che prova a dare palline in mezzo per il Cino Migueles, che ci arriva ma non disturba di certo Bruno Sgaria. Una bella idea comunque di Tatarani, che ha servito in velocità il catalano. Ora ci prova Tatarani ancora da tiro alla distanza, non incide anche qui. Ha avuto tante occasioni Massimo, evidentemente ha bisogno di abbassare un po' la mira anche in questa occasione. Ha avuto tante occasioni ma un po' troppo velleitarie, però insomma è sempre presente in partita. È entrato negli ultimi 7 minuti dove ha fatto praticamente tutto il primo tempo. Ancora Montebello con Carlo Bertinato, 4:18 al termine. Tatarani, Diego Nicoletti, Juan Farisa, spazio, prova, tenta la fita del tiro. Ancora Juan Farisa guarda in mezzo Massimo Tatarani che continua a muoversi in mezzo all'area. Ora in possesso di palla il numero 8 biancorosso, Juan Farisa scarica indietro per Carlo Bertinato. Diego Nicoletti e Montebello che ora dovrebbe andare al tiro con Diego Nicoletti, prova la deviazione Massimo Tatarani, pallina che finisce nettamente fuori. Tatarani che deve andare al tiro, un tiro accompagnato che non impensierisce Bruno Sgaria. Pallina ancora tra le stecche del Montebello. Diego Nicoletti ha spazio, finta di tiro per Diego Nicoletti, Massimo Tatarani per Carlo Bertinato. Juan Farisa ancora, Farisa accompagna la pallina, viene sporcata da Tonci De Oro. Ancora Montebello con Tatarani che prova le girate in area, niente da fare. Ancora Montebello che ora ci sta provando. Diego Nicoletti prova il tiro e qui la pallina che viene fermata dal corpo di Mattia Cocco. Ci sta provando un po' troppo a testa bassa, il Montebello non riesce a alzare la testa, cerca di risolvere il singolo e non il gruppo. Valdagno è ben stretto davanti a Sgaria, quindi insomma per ora Valdagno si arrocca e riesce a tenere questo risultato di vantaggio 4-3. Il Montebello ora è pressing tutto pista, commette fallo, è il numero 6. Diciamo che Montebello sta cercando disperatamente la rete, però comunque a 2 minuti e 48 non è di certo finita la partita. Sì. Ne ricordiamo che nell'hockey può succedere di tutto anche nell'ultimo minuto, quindi Montebello che dovrebbe usare un po' di più la testa e giocare un po' più a squadra e non individualmente. Secondo time out richiesto da Luca Chiarello, 30 secondi, intanto è stato richiamato verbalmente Bertinato che si era adirato per una scelta arbitrale poc'anzi. Ora c'è la discussione tra Tatarani e Chiarello e ora rivedremo anche le ultime azioni appunto dei biancorossi, il gol del secondo tempo con il gol Nuno Paiva e Rapina, e poi questo è avvenuto al 12:50, poi c'è stato il gol di Tonci De Oro che è scappato via al catalano Migueles, che si è fatto sorprendere dalla velocità dell'italo argentino per il 4-3. Ultimi 108 secondi di questo primo posticipo in diretta televisiva, diciamo un primo tempo un po' sornione Simone, poi nel secondo tempo si sono accesi gli animi e si è accesa anche un po' più di spettacolo.
Poi il vantaggio del Valdagno ha un po' soffocato lo spettacolo, però insomma il Valdagno per ora merita questa vittoria, mancano però 2 minuti e 40. 3 contro 2 per Montebello. Qui rallenta il gioco Massimo Tatarani, che chiama i suoi. 2.34 al termine, ancora Tatarani per Juan Fariza. Vediamo comunque Stefano che Valdagno ora si è chiuso bene in area e non lascia spazio ai giocatori di Luca Chiarello. Qui butta via la pallina Fariza con un tiro che finisce nettamente fuori. Ancora il Tonci De Oro. Qui si ottima la retroguardia difensiva di Diego Nicoletti, che prova a chiamare Massimo Tatarani ma non ci arriva. Ancora pallina per il Valdagno con Mattia Cocco, disturbato ancora da Massimo Tatarani. Pallina ancora tra le stecche valdagnesi. Finiscono i 10 secondi di tempo per uscire dalla metacampo difensiva, quindi pallina ancora per Montebello. Sì, per ora Simone è il mio MVP di questa gara, e Tonci De Oro quando è entrato ha cambiato il ritmo del Westport Valdagno, che è autore dell'ultimo gol, però quello che ha macinato più chilometri e ha reso questo derby per ora per il Westport Valdagno vincente. Tonci De Oro, e ricordiamo anche grandi le parate di Bruno Sgaria, che sicuramente in 3-4 occasioni ha negato la gioia del gol al Montebello. Ancora avanti, recupera pallina Valdagno, recupera subito qui Migueles che ha spazio per il Tata che non ci arriva per un soffio. Diciamo che ci è arrivato, ha sporcato la pallina, però ha nulla da fare. Ancora Bruno Sgaria a dire di no. Qui prova il tiro Diego Nicoletti, 1.18 al termine. Montebello che ora tenterà il tutto per tutto. Nuno Paiva ancora, prova in mezzo, non ci arriva Massimo Tatarani. Ancora Montebello che ha spazio, 1.07 al termine. Juan Fariza ancora, Juan Fariza prova il tiro, ancora una grandissima prestazione di Bruno Sgaria. Valdagno ancora con Mattia Cocco. Qui Montebello si fa morire, palo di Mattia Cocco che poteva chiudere definitivamente qui la partita. 46 secondi al termine. Ancora Montebello con Diego Nicoletti che ha spazio. Qui Diego Nicoletti e Nuno Paiva non si capiscono, regalano pallina a Valdagno. Ancora Valdagno, 38 secondi al termine. Nuno Paiva recupera pallina, 3 contro 3. Vediamo, 4 contro 3. Montebello con Diego Nicoletti, Nuno Paiva, Diego Nicoletti ha spazio, prova il tiro di poco fuori, non ci arriva alla deviazione Massimo Tatarani. Ancora Montebello, ancora Valdagno, scusate. Qui Valdagno può mantenere pallina, 17 secondi al termine, e qui Giovanni Bovo dice di no a Davide Piroli. Grandissima l'occasione di un'altra occasione di Andrea Centeno. 8 secondi al termine, Valdagno in possesso di palline. Qui Nuno Paiva, ora Montebello deve concludere perché la partita sta per scadere. 5 millesimi decimi, scusate, alla fine. Partita praticamente conclusa. Ultimo tiro all'arma bianca per i biancorossi a cercare un pareggio che forse nel finale forse meritavano anche il pareggio, visto le occasioni di Tatarani, insomma di Paiva, insomma 2 occasioni nette. Bravo Sgaria a salvare la situazione. Vediamo cosa succederà in questi 5 decimi alla fine. Punizione al limite dell'area del Valdagno. Alla battuta Tatarani, niente da fare. Derby che si chiude sul risultato di 4-3 per gli ospiti del Valdagno. Derby a mio avviso entusiasmante, Stefano. Una prima giornata qui a Montebello che è quasi, che appunto vinta dalla formazione di Diego Mir. Bello questo derby. Ricordiamo le reti per Valdagno al primo tempo di Davide Piroli e Mattia Cocco. Al secondo tempo di nuovo Mattia Cocco e il Tonci De Oro. Sì, sicuramente il Valdagno è uscito alla fine, ha rischiato però il KO del Montebello all'inizio del secondo tempo, molto più attivo, ma Valdagno ha dimostrato l'esperienza con i suoi califfi, è riuscito a
per venire al vantaggio, che è riuscito a contenere l'avanzata del Montebello. Il Montebello è un po', diciamo, un secondo tempo molto positivo per Montebello rispetto al primo. È mancato qualcosa in attacco, bravo Sgari a parare l'impossibile e il possibile. Certo che Montebello penso che sia sulla strada giusta per cambiare un po' la stagione appena conclusa. Diciamo che abbiamo visto diverse cose differenti rispetto alla scorsa stagione, soprattutto in attacco. Non ho visto particolari errori sinceramente del Montebello. Diciamo che il Valdagno ha una o due possibilità in più di fantasia, di invenzione, che vuoi che parta dalla stecca di Cocco, vuoi che parta dalla stecca di De Oro o di Centeno. In questi casi, quando la partita è in bilico, riescono a trovare quel guizzo in più, perché poi nel secondo tempo il Valdagno non è che abbia fatto chissà cosa, soprattutto negli ultimi minuti, però ha trovato il guizzo di De Oro che ha cambiato l'equilibrio di questa partita, che sembrava ad arrivare a un pareggio, perché era al 3-3. Intanto vediamo Eddie Pellizzaro a bordo pista per le interviste, il flash interview finale e poi gli saluti. Ecco ora Eddie Pellizzaro che intervista Juan Fariza, uno dei migliori giocatori del Montebello. Abbiamo dei problemi tecnici per le flash interview. Ricapitoliamo i marcatori intanto che sistemiamo i due, il collegamento tecnico audio con la pista. Ha segnato nel primo tempo subito il Valdagno con Pirolli, appena entrato all'11:24. Al 16:07 il pareggio di Diego Nicoletti con una staffilata alla distanza, e poi l'1-1 del primo tempo, e nel secondo rigore di Cocco 2-1. Il 2:55 subito il pareggio con un tiro in velocità di Paiva, e quindi di nuovo il vantaggio di Valdagno al 9:20 con un tiro secco dal limite dell'area, sempre del capitano Mattia Cocco, e poi al 12:50 di nuovo il terzo pareggio di Nuno Paiva in tapis, rubando la pallina dalle grinfie di Sgaria, e poi due rigori sbagliati dal Montebello, quindi altre occasioni perse, e tutto onore a Sgaria nell'occasione. E poi gol finale al 17° spaccato in azione personale De Oro, che è scivolato via Miguelez e ha firmato il 4-3 definitivo di questo derby, che regala 3 punti al Valdagno. Quindi abbiamo, se non sbaglio, 5 formazioni a punteggio pieno: Trissino, Lodi, Bassano, Sarzana, Grosseto e Valdagno. Ovviamente sono 6, ho contato male. A un punto rimangono Correggio e Scandiano, e quindi questa è la classifica di questa prima giornata. La prossima giornata si giocherà già sabato, cioè fa poche ore. Si giocherà la seconda giornata. Il match clou, Simone, sarà Valdagno-Bassano, quindi Valdagno ritornerà in pista al Palalido contro il Bassano in questo derby storico del Vicentino. Prova. Ora si sente, ovviamente siamo pronti al collegamento. Siamo pronti al collegamento con Eddie Pellizzaro, abbiamo sistemato i problemi. Eccoci qua, allora, fine del primo derby stagionale con il capitano dell'Hockey Montebello, un derby assai combattuto. Siete riusciti a recuperare 3 volte, purtroppo la quarta non ci siamo riusciti. Sì, la partita, diciamo, è stata tirata, poteva vincerla qualsiasi dei due, è stata una partita bella, disputata. Loro sono stati più bravi a approfittare delle sue occasioni. Noi abbiamo fatto qualche sbravatura che ci ha costato la partita, abbiamo avuto delle occasioni chiare per finirla, non siamo stati bravi, e quindi i 3 punti se li sono portati loro. Comunque ho visto un gran bel Montebello, molto grintoso. Se questo è l'inizio del campionato sarà da divertirsi. Beh, nella prima partita ovviamente ci manca ancora molta strada da fare.
volevamo vincere oggi per cominciare bene, non è stata così, però penso che la squadra c'è, che continueremo a lavorare e che i punti devono venire fuori. Bisogna migliorare ovviamente, bisogna lavorare tanto, però la grinta, la voglia c'è e quello è il primo passaggio per fare bene dopo. Ti ringrazio e complimenti ancora. Grazie. Torniamo qui in diretta. Adesso aspettiamo che arrivi il capitano del Valdagno, Mattia Cocco, eccolo qua. Allora Mattia, primo derby, prima di questa stagione, 3 punti importanti per voi, aspettative? Beh, era importante partire bene stasera con 3 punti, era molto difficile, è tanto tempo che nessuno gioca e quindi è sempre strano ricominciare la prima. Noi siamo molto felici, le aspettative per noi penso che quest'anno sia un po', dobbiamo guardare passo passo, partita per partita e capire effettivamente dove possiamo arrivare, perché abbiamo un'ottima squadra ma è stato cambiato molto e quindi io sono sicuro delle qualità che abbiamo, ma non dobbiamo ad oggi porsi degli obiettivi a lungo termine. Secondo me dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo e partita dopo partita guardare come va. Certamente un derby che meritava una cornice di pubblico significativa. Purtroppo giocare un derby con 150 persone non è un derby. Sì, adesso è un po' la situazione è questa, chiaramente cambia completamente l'atmosfera sia di un derby ma di qualsiasi altra partita. I palazzetti così è molto triste, però speriamo che sia una cosa passeggera. Io ti auguro e auguro ai tuoi compagni di squadra un campionato ai vertici e speriamo di lottare per qualcosa che rimanga nel Veneto. Grazie. Grazie, ciao Mattia. Queste dunque le dichiarazioni dei 2 capitani della formazione del Valdagno, con Mattia Cocco, e delle dichiarazioni di Juan Farisa per il Montebello. Simone, è stata un bel derby, diciamo nel secondo tempo un po' più effervescente del primo. Diciamo che la vittoria è andata al Valdagno, ma insomma anche un pareggio non era così rubato a parte del Montebello. Sì, sicuramente. Poi Stefano, io non ho visto così tanto una differenza netta tra le 2 formazioni. Sicuramente Valdagno ha una squadra più preparata, anche perché è una squadra non completamente rivoluzionata rispetto a quella del Montebello, che ha cambiato praticamente tutto, e poi bisogna dire che nell'hockey del giorno d'oggi la differenza le fanno le occasioni. Mattia Cocco ha segnato il tiro rigore, mentre Montebello ne ha falliti 2, e quindi questo sicuramente ha fatto la differenza. Seconda giornata che si giocherà sabato, mercoledì prossimo si giocherà un super posticipo, il posticipo dei posticipi sarà quest'anno, Forte dei Marmi contro Trissino, 2 squadre completamente nuove, saremo di nuovo in diretta qui su MS Sport Channel, MS Sport sul digitale, poi su hockeypista.fistv.it per vivere ancora il grande hockey con Forte Trissino. Io, Stefano Zamperin E Simone Carraro, vi auguriamo la più cordiale buonanotte e a risentirci sulle frequenze dell'hockey su pista. arrivederci, buonanotte.